Resterà in isolamento fiduciario e monitorato fino al 7 di giugno il medico sudafricano passeggero del volo KLM con la donna olandese morta per antivirus, moglie del paziente zero. Negativo al test eseguito lunedì mattina, il cinquantenne si trova ancora nell'albergo di Padova. Il sindaco Sergio Giordani ha firmato l'ordinanza di isolamento. Sulla gestione di questo caso e sulle disposizioni ministeriali ha risposto l'assessore regionale alla sanità Gino Gerosa. Il piano per la pandemia è in atto, quindi c'è tutta l'attenzione dovuta al caso e verranno prese in considerazione tutte le ipotesi nel caso la situazione dovesse modificarsi ulteriormente. Bisogna evitare allarmismi, ma nemmeno sottovalutare i rischi. Tutti quanti i cittadini siano sempre un pochino intimoriti quando c'è il non conosciuto, no? Quando usciamo dalla nostra comfort zone, ma credo che se i mass media e le autorità sanitarie riescono a tranquillizzare i cittadini, questa psicosi dovrebbe dissolversi, pur mantenendo un'estrema attenzione e, come dire, l'allerta sulla problematica. Mettere in pratica quello che la pandemia da Covid-19 ci ha insegnato è il consiglio di Paolo Fortuna, direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova. Sappiamo appunto che non è una patologia che si sta allargando, che è infettiva, che è virulenta, come è stato appunto il tempo del Covid, e quindi tutto è sotto controllo di fatto. E so che appunto anche l'azienda ULSS si sta muovendo in questo senso e vorrei veramente dare massima sicurezza e dare sicurezza comunque alla cittadinanza. Ricordiamoci sempre comunque che l'igiene delle mani, la tutela appunto, cioè quei comportamenti che, se ci li ricordiamo, erano molto importanti nel Covid, nella nostra vita sono sempre fondamentali.